Va ora in onda Filo Diretto. Luigi, a te la linea. Grazie alla regista Sveva, ringraziamo Radio Libertà e oggi abbiamo la nostra trasmissione. Noi siamo l'associazione di volontariato Ufficio Rapporti Sociali, abbiamo l'ufficio a None in via Volvera 3, siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 e chi volesse collegarsi con noi deve fare il numero 328 07 15 232 oppure mandare delle email per prenotare ufrapportisociali@libero.it. Il nostro discorso di base come associazione si deve di riferimento al codice della strada. Oggi iniziamo la trasmissione in un modo un po' particolare perché abbiamo avuto un problema questi giorni, è mancato il nostro grande, per me quasi un figlioccio, e adesso in collegamento per prima del nostro architetto Arturo Caligaro, sia come personaggio politico che come personaggio civile, perché essendo architetto conoscente di tutto quello che è. Poi è mio collaboratore il primo, è quello che gestisce tutto. Quindi abbiamo in collegamento con lui, dovrebbe esserci, il nostro Boeris Achille, detto Babbo Natale, che lui è quello che mi ha fatto presente e conoscere i disabili dell'associazione Senza Limiti, con il presidente Gianni Ferigo, il quale proprio 2 giorni fa è mancato il figlio, e il nostro, diciamo, fa parte della nostra famiglia, Maurizio. Adesso Achille ci spiegherà com'è la situazione, come sono andate le cose e quali sono, diciamo, i prossimi programmi. Achille, se ci sei, ti do il benvenuto e ti ringrazio di aver accettato l'invito e ti chiedo scusa da farti perdere un po' di tempo, però le notizie sono troppo importanti perché per noi è come un figlio, né Achille? Ciao Achille, come va? Ciao, va bene. Niente, diciamo che martedì, quando mi hai telefonato della morte di Maurizio Ferigo, il figlio del presidente dell'associazione Senza Limiti, come hai detto, per noi è fratello, anzi meglio figlioccio, come hai detto tu. Diciamo che era un uomo di 45 anni e giocava a basket, giocava a calcio, a bocce, partecipava a tutte le attività dell'associazione. Era un bravo ragazzo e diciamo per me è morto come se fosse un figlio. Si è riuscito a farmi strappare le lacrime e diciamo che è stato amato moltissimo da tutti gli amici. Ieri sono andato al funerale, diciamo una chiesa piena, diciamo vicino a Piazza Campanella, adesso non mi ricordo la chiesa, comunque era una chiesa che è stata piena, tutti i banchi e tutte le persone in piedi. Diciamo era un grandissimo amico. Tutte le volte che parlavo con il papà mi chiedeva notizie di mia figlia Annalisa, che gli è entrata nel cuore sia lui a lei che lei a lui. Realmente, diciamo, ho visto ieri la chiesa piena di persone con le lacrime agli occhi, perché effettivamente, diciamo, è stato soprattutto il papà un grand'uomo che ha creato questa associazione di disabili psichici che li tengono uniti con attività sportive, attività pranzi, eccetera, cioè proprio un gruppo di veri amici. Diciamo che la famiglia ha partecipato. Ieri quando è finita la messa, tutti i ragazzi sono andati intorno alla bara e tutti che piangevano e dicevano: Maurizio, sarai sempre con noi. Scusate che la mia voce diventa un po' flebile, perché diciamo è una cosa che mi ha colpito personalmente.
Io sono No, ma io ritengo sia giusto, Achille, che approfittiamo di questa Radio Libertà che consente appunto anche di dire cose molto serie come queste, che facciamo le condoglianze a livello generale, proprio perché l'associazione è conosciuta, al di là del fatto che noi siamo affezionati perché sono cose nostre e partecipano noi, però anche è un'associazione che ha questi personaggi, vedi che giovani, no? Anche se si dicono disabili, però come persone erano validissime perché creano riunioni, incontri, manifestazioni. Tu per esempio li hai presentati, ma ormai da quanti anni è che già ci sono? Ecco perché è un momento particolare questo, secondo me è il fatto di dare una partecipazione, ecco, credo che sia la cosa migliore da fare e quindi sarai d'accordo anche tu, visto che scrivi anche sui giornali, tu non lo dici, però hai già scritto a tutti che ormai penso che a te ti conoscono e sanno chi sei, quindi la notizia è un po' più profonda di quella che io vorrei far capire. Che ne dici, Achille? Sì, sicuramente diciamo che sono un centinaio di persone che sono uniti dallo sport. Anzi, nello sport e nel teatro le persone non possono fermarsi per anche questi motivi. Allora, domani c'è il quarto torneo Paideia, palestra di Via Trecate, e chi è vicino, chi vuole vedere questi ragazzi giocare a basket, vi prego di andare anche a sostenerli. Diciamo che questa persona, io gli ho detto che il suo medagliere e il suo contenitore di coppe è cresciuto per la coppa che gli hanno dato tutti gli amici che l'hanno conosciuto. Tutte le persone realmente, il papà è andato a salutare tutti e c'era all'uscita una ragazza sulla sedia a rotelle e lui è andato espressamente prima di tutti gli altri a salutare questa persona. È una persona di grande cuore e io realmente dico con lui saranno più di 20 anni che ci frequentiamo e conosco il vero cuore di Gianni. E a Gianni, Vilma e Monica mi permetto di fare le condoglianze di tutti voi che mi sentite perché in questi momenti bisogna essere vicini, ma vicini col cuore. Io ieri ho proprio visto cosa vuol dire l'amore del cuore. Un amore che io vivo giornalmente con tutte le persone che incontro. Infatti qualcuno mi dirà quello lì è matto perché saluta anche chi trova per strada, soprattutto se è un anziano o se è un disabile, mi fermo a salutarlo. E comunque tu sei, te l'ho detto, fai parte della famiglia, sei come un fratello che tu per me, quindi è inutile che stiamo lì perché la gente sa già le cose. Io dico, ritengo sia giusto che abbiamo fatto, come hai detto tu giustamente, le sacre condoglianze, perché per noi resterà sempre presente e sempre attivo. Poi cercherò anch'io di parlare con Gianni, ma non so neanche io come iniziare perché adesso chiuderei quasi una trasmissione che non ce la faccio neanche per andare avanti. Comunque Achille ti ringrazio, ti chiedo scusa di averti chiamato, però è una cosa importantissima. Ti ringrazio e ti sentiremo in futuro. Achille, se vuoi puoi salutare. Per terminare ti dico che ha mandato un ringraziamento attraverso me a tutte le persone che gli sono stati vicine. Vuol dire che è proprio una persona del cuore d'oro. Ciao, grazie che mi hai dato questo spazio per questa notizia che è una notizia molto importante di vita. Ciao, grazie di tutto e buona radio. Grazie a te, ma dobbiamo ringraziare Radio Libertà, questa radio che consente a noi, come associazione, in questo caso tocca a noi, di dire come stanno le cose, di spiegare e di esprimersi come siamo. Non abbiamo bisogno di essere attori. Abbiamo subito questo e cerchiamo di
alleviare anche il papà. Io vedi, non l'ho chiamato pur dicendo che domani c'è questa manifestazione, ho evitato perché più importante era parlare della perdita del figlio. Comunque passiamo ad oltre. Adesso spero che la nostra regista, la signora Sveva, abbia collegato con noi Arturo Calligaro, che è personaggio sia politico che collaboratore principale appunto dell'associazione del volontariato Ufficio Rapporti Sociali. Se Arturo è in linea, io lo ringrazio, anche a lui gli porto via, come tutti i sabati, un po' di tempo, però senza di lui non potrei neanche andare avanti. Quindi se Arturo è in linea le dico grazie, altrimenti gli spiego di cosa possiamo parlare e anche un suo parere magari per le condoglianze al nostro presidente, che anche Arturo conosce benissimo e conosceva bene anche i figli. Grazie. Allora sei già in diretta. Arturo, ciao, benvenuto. Allora va bene, allora io dirò che nelle argomentazioni di oggi a livello del nostro codice della strada parlerò per quanto riguarda soprattutto il Piemonte e Torino, per quanto la tangenziale di Torino via i Caselli, e vi dirò come funziona. E poi riguardo alla gente che ci chiede continuamente il codice della strada, che ha le problematiche che con le multe fino a 3.000 euro se guidi l'auto di un altro senza rispettare le regole, e ne detteremo Luigi, le Arturo regole. è in E diretta. poi anche, sì, grazie. E poi ci sono anche le problematiche riguardo le strisce blu con le multe più salate per chi non paga la sosta penale. C'è spiegazioni a livello sociale per quanto riguarda l'auto. Arturo, benvenuto, grazie, scusa se sto disturbato, però hai presente il minuto che stiamo passando, la situazione, quindi ti do la parola, poi ti spiego cosa la gente mi ha detto di chiederti. Ciao Arturo. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento sempre alla regia. Dimmi tutto. Sì, no, sai che abbiamo fatto all'inizio con il nostro collaboratore, no, Babbo Natale, il quale ha parlato della morte del figlio del nostro presidente dell'associazione Senza Limiti, e abbiamo fatto, diciamo, in generale le condoglianze spiegando le motivazioni. Per il secondo punto invece, Arturo, qui mi dicono che le tangenziali a Torino toglieranno i caselli e mi dice che funziona in questo modo. Tu che sei un tecnico anche a livello, poi darai anche le risposte a livello politico, perché sei tu l'unico che ci rappresenta a livello politico anche di un certo valore. Qui dice che sulla tangenziale di Torino presto entrerà in funzione un nuovo sistema di pagamento elettronico del pedaggio, quindi elettronico. Quindi dice che grazie ad una telecamera rileverà automaticamente la targa. Chi non dispone di telepass o servizi analoghi potrà saldare l'importo tramite un'app dedicata. Un'app, quindi io dovrei conoscere quello. Questo sistema, chiamato FreeLove, è già stato sperimentato sulla Pedemontana Lombarda e sulla Asti Cuneo, forse tu lo sai. L'innovazione porterà all'abbandono della tariffa fissa uguale per tutti, indipendentemente dai chilometri percorsi, a favore di un modello basato sul consumo effettivo, noto come Pay per Use, cioè il nuovo metodo in linea con una recente direttiva europea che impone un pedaggio proporzionale alla distanza percorsa, cioè va a finire che ci sarà la cifra da pagare anche se non percorri quello che devi percorrere. Non l'ho capito bene. Poi dice, in un'intervista al Corriere di Torino, che sono previsti investimenti per 1 miliardo di euro destinati non solo alla tangenziale ma anche alla risoluzione del nodo idraulico di Ivrea. Quindi, per quanto riguarda i casellati, la società assicura che non ci saranno licenziamenti, il personale sarà ricollocato in altre mansioni all'interno degli uffici. Come spieghi questa cosa, Arturo? Io non l'ho capita tanto bene, che dici? Allora, questa vicenda ha una storia molto lunga. Noi in Italia purtroppo con le autostrade e con le società autostradali abbiamo
una nota dolente. Da quando il governo, uno dei vari governi di sinistra, ha deciso di privatizzare le autostrade, dando per poco la società Autostrade, che era pubblica, a un privato, e così gli altri gruppi, alcuni gruppi, una lobby, ha acquisito i pacchetti azionari di quasi tutte le autostrade, delle società autostradali d'Italia. Lo sappiamo benissimo, i Benetton con Autostrade per l'Italia. Qua in Piemonte abbiamo avuto Marcellino Gavio, che aveva la Torino-Piacenza, la Torino-Ivrea Valle d'Aosta e la Torino-Bardonecchia, che è un caso a parte, perché la Torino-Bardonecchia nel suo statuto c'era scritto che doveva rimanere sempre sotto controllo pubblico, ma sai com'è in Italia, esistono gli escamotage, e quindi anche questa è passata ai privati. Cosa è successo? I privati spudoratamente e trasparentemente, direi, guardano il guadagno, non fanno come i nostri sindaci, i nostri amministratori, che con la scusa del timore per la nostra sicurezza ci mettono gli autovelox, ci fanno pagare le sanzioni. Almeno i privati sono trasparenti, loro guardano al guadagno, non gliene frega niente di tutto il resto, perché devono rendere conto agli azionisti. Si è visto nel caso del ponte di Genova, eclatante. Purtroppo, poiché la maggior parte dei proprietari delle società autostradali faceva parte di una parte politica, la cosa non ha scandalizzato nessuno. Però anche qua c'è il buco nel progetto, poiché una norma europea dice che i pacchetti azionari alla scadenza della durata della concessione devono andare a gara pubblica. Cosa è successo? È successo che un gruppo estraneo ai soliti è riuscito a vincere l'appalto per la concessione della Torino-Piacenza, della Torino-Ivrea Valle d'Aosta e la tangenziale di Torino. Quindi scalzando il gruppo Gavio dalla gestione e assegnandola a un gruppo che non è un gruppo nuovo, che ovviamente come gli altri non è della San Vincenzo, e quindi cerca di procurarsi il maggior utile. Cosa è successo? C'è stata una vicenda giudiziaria infinita che è durata anni e anni, perché come tutti gli appalti fatti e le gare fatte dallo Stato italiano vengono impugnate, ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, alla Corte europea, proprio perché la burocrazia che esiste in Italia non fa sì che sia come negli Stati Uniti, che arriva un presidente, firma 50 decreti in un colpo e questi vengono attuati. In Italia abbiamo l'interpretazione delle norme, questo e quell'altro, fa sì che ci sia stata una procedura giudiziaria che è durata anni e anni e anni, quindi con l'incertezza di chi poi diventasse proprietario di questa infrastruttura. Non si sapeva se la magistratura avesse potuto dare poi ragione al gestore attuale o a quello nuovo, quindi nel frattempo però il gestore precedente ha dovuto fare tutti i lavori che erano sulla concessione per cercare di dimostrare che lui era in regola e ottemperato. Quindi quanti anni abbiamo avuto lavori sulla Torino-Piacenza? Lo sappiamo solo noi torinesi. Quanti anni abbiamo avuto lavori sulla tangenziale? E lo sappiamo solo noi che siamo torinesi. Cosa è successo? Che addirittura sulla tangenziale, con la motivazione sempre della sicurezza, per la salute dei cittadini, e poiché vi era un alto flusso di traffico, anziché come società privata progettare soluzioni alternative per garantire la mobilità veloce, no, abbia abbassato i limiti di velocità. E tutti sappiamo che sulla tangenziale di Torino, nonostante sia 3 corsie su 2 carreggiate con tutti i canoni
delle autostrade, il limite non è 130 ma 110. Quindi per la sicurezza cosa fanno? Penalizzano gli automobilisti come al solito. Ma adesso la nuova società che ha preso in carico la concessione per la tangenziale di Torino, cosa ha messo e cosa c'era nella gara? Andiamo a vedere cosa c'era nella gara, no? Perché non è che la società che ha in concessione si sveglia un mattino e dice voglio mettere un sistema di pagamento a consumo, come dici tu, giustamente, e non mantenere lo status quo. E allora sulla convenzione, perché non è appunto un'invenzione o si è svegliato un mattino, vuol dire che sulla convenzione, sulla concessione c'era anche questa possibilità. Allora, questa possibilità innovativa è stata applicata sulla Asti-Cuneo, perché proprio oramai i caselli costano, poi ci va il personale, mentre andiamo verso un'epoca dove l'uomo deve essere fuori da tutti i percorsi perché costa troppo. Allora mettiamo i pedaggi automatici, mettiamo il telepass, mettiamo tutto quanto, non mettiamo più le pattuglie della polizia, ma mettiamo gli autovelox, i semafori, mettiamo le telecamere per le cose, perché non dobbiamo sprecare e investire sul personale e dar lavoro alle persone, ma con l'informatica e la tecnologia possiamo escludere l'uomo da tutte le cose. Allora, il progetto è quello di escludere dalla gestione delle autostrade il personale, mantenere solo il minimo indispensabile del personale, perché per la contabilità o quant'altro, perché la manutenzione si dà a ditte esterne, quindi non è personale della società, e quindi si va verso questa direzione. Cosa è successo? Che su questa concessione c'era questa possibilità che è stata adottata appunto sull'Asti-Cuneo, per completare il pubblico, diciamo, perché poi lì bisogna vedere se la responsabilità è della regione, ministero o quant'altro, ha accettato questa forma innovativa di pedaggiamento pur di veder finita un'infrastruttura. E qua arriviamo a un altro ragionamento. Perché in Italia, nonostante tutte le tasse che paghino gli automobilisti, abbiamo bisogno, per avere un pezzo di strada nuova, di farla fare ai privati e far guadagnare ai privati oltre quello che lo Stato incassa sulle tasse delle automobili, no? Tra benzina, bolli e lo sappiamo benissimo, no? Noi in Italia dobbiamo farle fare i privati. Quindi per completare la Asti-Cuneo, un'autostrada che è 20 anni che vede dall'inizio dei lavori, vede che sono trascorsi 20 anni dall'inizio e non è ancora completata. La provincia di Cuneo è una provincia che ha il PIL paragonabile a quella di tutta la Grecia, ma non ha un'infrastruttura, non aveva fino all'altro giorno un'infrastruttura. Arturo, dobbiamo dare lo spazio più giusto di attesa a metà trasmissione, grazie. Poi riprendiamo con altri due grossi temi, proprio di quello che stavi dicendo tu, dei soldi che stiamo spendendo per la benzina, il gasolio, eccetera. Quindi diamo la parola allo studio, Arturo, grazie. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. A voi la linea. Grazie. Allora Arturo, visto che avevi già iniziato e hai toccato il tema, per esempio
mentre la diffusione delle auto elettriche procede a ritmi ridotti, gli automobilisti italiani continuano a dover fare i conti con il problema del prezzo alla pompa della benzina e del diesel. Tu lo sai perché la fai tutti i giorni, quindi non puoi dire storie. Poi a livello politico dai anche un giudizio politico, per piacere, perché sta gente mi sta rompendo le palle con questa storia. Dice legato a buona parte anche al peso delle accise, tema tornato di grande attualità per via del nuovo aumento sul diesel. Si tratta di una questione di primo piano, Arturo, soprattutto per gli automobilisti che percorrono tanti chilometri ogni anno e che quindi devono fare i conti con un costo di utilizzo elevato della propria auto, che sia benzina o diesel. Nel mese di gennaio si è registrata una nuova accelerazione dei prezzi, poi tu lo spieghi. A chiarire l'attuale situazione dell'Italia in confronto al resto dell'Unione Europea, maledizione, è un'interessante analisi effettuata dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, CRE. Attualmente, infatti, il prezzo della benzina e diesel per gli automobilisti italiani è superiore alla media UE ed è tra i più alti dell'area comunitaria. Spiegamelo, eh? A pagare di più è chi ha un'auto benzina. In questo caso, infatti, il prezzo al litro italiano risulta superiore, Arturo, di 11 centesimi alla media UE. Spieghiamo cosa vale un centesimo, perché chi piglia i miliardi sa neanche cosa vuol dire. Il peso delle tasse è considerevole e penalizza notevolmente gli italiani rispetto a quanto avviene nel resto dell'Unione Europea. Quindi vediamo se riesci con i dettagli in merito a questa delicata questione. E poi, prima rispondo a questa qui, e poi sempre parlando di accise, leggo anche altre due righe. Intanto dammi una risposta a questo che valga la pena, Arturo. Che ne dici? Sì, no, volevo solo concludere il discorso del pedaggiamento. Allora, cosa succede? Che per evitare i caselli, per prendere il discorso di prima e spiegare agli ascoltatori quello che troveranno sulla tangenziale di Torino, un sistema dove non ci saranno più i caselli, ma ci saranno delle telecamere che rilevano la targa. Se hai il Telepass verrà debitato il transito sul Telepass, mentre adesso sulla tangenziale di Torino è pressoché gratuito se tu entri alla loggia e esci, che ne so, a Collegno. Poi dopo con il rilevamento tramite le telecamere tu ti troverai addebitato sul Telepass se hai il Telepass, altrimenti tu dovrai, e ci saranno gli avvisi, andarlo a pagare presso dei punti convenzionati, altrimenti ti arriva la notifica a casa e oltre al pedaggiamento paghi anche le spese di notifica. Per concludere questo discorso, tutto questo era nella convenzione. Chi ha firmato questa convenzione o non se n'è accorto oppure andava bene così, ma è una responsabilità anche della classe politica che ci amministra, che non si accorge di queste cose e le subisce perché tanto ha firmato un contratto. Analogamente per l'aumento del prezzo del gasolio, è chiaro che adesso vogliono spingere verso l'auto elettrica, quindi devono far vedere che anche a livello di combustibili fossili c'è l'aumento dei prezzi e l'attribuisci vuoi alla crisi ucraina, vuoi alle varie crisi, quindi l'approvvigionamento energetico costa di più di prima e quindi si ribalta tutto sul consumatore finale. Ma questo succede in Italia, non succede ad esempio in Francia, perché ad esempio la Francia, avendo il nucleare, ha meno bisogno di petrolio, ha un po' meno bisogno che l'Italia di petrolio, quindi può contrattare diversamente, non si trova costretta per produrre energia elettrica ad acquistare petrolio, perché avendo fatto la scelta nucleare rimane autonoma
nei confronti di questo settore. Mentre per noi italiani siamo i soliti, no? Dopo tutti i proclami per le accise sulla benzina non si è visto ancora nulla, no? Noi, e tu lo ricordi abitualmente, no? Di come noi sulla benzina paghiamo ancora per la guerra di Eritrea, paghiamo per il terremoto del Belice, paghiamo per il terremoto della Campania, della Lucania, paghiamo per il terremoto del Friuli, addirittura paghiamo una parte di accisa sull'aumento contrattuale degli autoferrotranvieri di decenni fa e si continua a pagare una quota dell'accisa su questo. Quindi tutte queste piccole, anche seppur impercettibili incrementi di accise sulla benzina fanno una cifra in un anno considerevole di quello che pagano i cittadini italiani. E quei soldi oramai non vanno più per la guerra di Eritrea. Con quei soldi che abbiamo ricavato dalla benzina avremmo dovuto avere nel Belice la gente che vive in ville straordinarie gratuitamente, o dovremmo avere nell'Irpinia la gente che vive in alloggi dignitosi con quello che i cittadini hanno pagato per quei terremoti. Purtroppo, lo vediamo tutti, qualcuno vive ancora nelle baracche, no? Dopo, a distanza di tanti anni. E il contratto degli autoferrotranvieri pagato profumatamente dagli automobilisti è già scaduto ed è ora di rinnovarlo. Quindi questa abitudine tipicamente italiana di mettere le mani nelle tasche dei cittadini per non far pagare sulla fiscalità generale come dovrebbe fare uno Stato serio, no? Cioè, se succede un evento luttuoso mette mano al portafoglio e lo Stato lo mette sulla fiscalità generale. Ma questi qua non è neanche la classe politica, ma come dicevo io è la burocrazia che indirizza i politici. I politici nel corso di questi ultimi decenni hanno subito quello che sono le scelte della burocrazia. Non fanno altro, non pensano altro di meglio che anziché aumentare l'imposizione fiscale trovano più comodo tassare l'automobile. L'automobile, se gli automobilisti per una settimana non acquistassero più un litro né di benzina né di gasolio, l'Italia è in fallimento, perché con le accise che paga l'automobile in tutte le sue versioni mi pare un quarto o un terzo delle entrate fiscali italiane, un quarto mi pare di tutte le entrate fiscali, le tasse sulle automobili, comprese l'IVA sulle automobili, le tasse sulle assicurazioni e quant'altro. Per cui capite che ogni governo che si trova ad affrontare un'entrata così cospicua dall'automobile deve trovare altre risorse se vuole abbassare le accise sulla benzina, perché il bilancio deve pareggiare, per cui se io incasso meno di accise in qualche modo devo trovare un'altra entrata. E quando in Italia si sono sprecati decine di miliardi di euro per il bonus casa oppure il reddito di cittadinanza, risulta poi difficile poter abbassare le accise sulla benzina, anche con tutta la buona volontà di un governo che nel suo programma elettorale, ricordiamocelo, aveva questo come obiettivo principale, ma poi trovandosi ad essere nella stanza delle leve di comando e trovandosi con questo debito enorme, incredibile, fatto da chi faceva solo propaganda e ideologia, è chiaro che non può di punto in bianco tagliarle perché deve ancora pagare i debiti fatti da quelli precedenti. È come se uno andasse al ristorante e si trova da pagare il debito di cugini e parenti che sono andati prima
di lui, quindi è chiaro che poi alla fine il conto del ristorante è salatissimo, ma non è colpa del ristorante, è colpa di chi ha sperperato le risorse pubbliche con scelte demagogiche. Sì, però qui Arturo ti dice, hai ragione, parlando di questo tema, dice pazzesco l'aumento delle accise, perché la protesta dei benzinai di Confesercenti fai, cioè sono loro che protestano, perché dopo il riallineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio, quindi qualcosa c'è stato, col parere dice favorevole della Commissione Finanze dello Stato, del Senato, il governo ha deciso di procedere col tendenziale riallineamento, poi me lo spieghi cos'è, delle aliquote di accisa applicata al diesel e alla benzina. E se i proventi dei rincari saranno destinati a finanziare il trasporto pubblico locale, come annunciato in particolare il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, la decisione arriva dopo 2 anni di pressioni da parte della Commissione europea, che ha esortato l'Italia a ridurre le agevolazioni sui prodotti nocivi per l'ambiente e quindi l'alibi del riallineamento delle accise, Arturo, si tradurrà in un rincaro da 1-2 centesimi per litro di gasolio, gravando ulteriormente sulle tasche degli automobilisti, perché noi parliamo di gente che vive lavorando, non con i soldi che arrivano chissà da dove, quindi anche 1-2 centesimi sono soldi, Arturo, non ridiamo. Quindi lo segnala con disappunto Confesercenti da Modena tramite la sua categoria di benzinai FIBE, cioè attualmente ricorda Gilberti, presidente provinciale, che le accise ammontano a, Arturo, 0,728 euro per ogni litro di benzina e 0,617 euro per ogni litro di gasolio. Quindi con questo incremento i costi per gli automobilisti con auto a gasolio supereranno, Arturo, i 240 milioni. Vedi che un centesimo dato da 10 milioni di persone diventano 5 milioni di lire. Quindi conclude allora il Gilberti, stiamo assistendo all'ennesimo caso in cui il governo afferma di non voler aumentare le tasse, mentre in realtà introduce un rincaro delle accise sul gasolio, colpendo duramente sia i cittadini che le imprese. Arturo, voglio chiarire, noi non vogliamo dare contro il governo, litigare eccetera, diciamo queste cose che secondo noi, secondo me o secondo chi ce lo dice, sono così, o sto dicendo delle cazzate, è giusto o non è giusto? Come la vedi, come la senti tecnicamente e politicamente questa risposta da dare, Arturo? Vai. Sì, purtroppo noi non abbiamo un sistema elettorale e un sistema amministrativo come quello americano, dove chi vince la sera stessa può firmare tutti i decreti che vuole per attuare il programma che ha concordato con i cittadini. In Italia tu concordi un programma con i cittadini, poi arrivi al governo e ti trovi i debiti lasciati da quelli precedenti, la burocrazia che si mette di traverso perché magari lo vediamo con i giudici, tenta in tutti i modi di ostacolare l'azione del governo, e di una minoranza che strilla e che non è mai propositiva, no? E quindi non fa altro che strillare ogni volta che il governo prende un provvedimento. Allora è comprensibile la preoccupazione dei gestori dei carburanti, perché anche loro sono penalizzati da questo sistema, perché essendo prezzi e una concorrenza fatta solo ed esclusivamente sul guadagno dei gestori, tant'è che abbiamo visto molte pompe chiudersi perché una volta poteva esserci un'economia che manteneva in piedi una pompa di benzina. Adesso l'aggio che ha il benzinaio e l'utile che ha il benzinaio è ridotto al lumicino, quindi
troviamo solo le grosse pompe, o addirittura arriveremo ad avere le pompe dei carburanti gestite direttamente dalle società petrolifere, e i benzinai sempre meno, perché saranno anche in questo caso sempre più automatizzate e con minore ristoro per chi ci lavora. Anche un minimo aumento giustamente incide su chi lavora, quindi è una cascata, cioè l'aumento anche di poco sulla benzina e sul gasolio vorrà dire l'aumento anche di chi trasporta le merci, e quindi l'aumento a valle del consumatore che anche se non usa l'automobile, ma avrà l'aumento dei prodotti che andrà a comprare, perché tu sai benissimo che anche un aumento, come dici tu, irrisorio, poi arriva alla fine della filiera, questo aumento diventa significativo, perché con la scusa dell'aumento dei carburanti tutti poi le parti della filiera aumenteranno a loro volta i loro prodotti proprio per compensare, e con la scusa dell'aumento di questo. È chiaro che, come si diceva prima, la situazione in Italia è quella che è consolidata da anni, dove appunto si è scelto di agire sulla leva fiscale, e che quindi anche la Commissione, il Consiglio dei Ministri si trova a dover coprire dei buchi, perché il bilancio dello Stato è come il principio dei vasi comunicanti. Se tu riduci le entrate da una parte, devi ridurre le spese, oppure devi trovare altre risorse da un'altra parte, e in questo caso il reperimento di risorse, chiamalo come vuoi, allineamento, adeguamento, che sono tutti altri termini per non dire l'aumento o l'incremento delle tasse, perché è brutto dire che si aumentano le tasse, quindi lo chiamiamo allineamento, chiamiamolo come vuoi, semanticamente magari può essere più bello, però è quello che bisogna aumentare le accise, anche in considerazione del fatto che il governo appena nel 2022, ce lo dimentichiamo, quando c'era la crisi e gli aumenti indiscriminati dovuti alla guerra in Ucraina, il governo è intervenuto per far sì che non ci fosse un aumento elevato poi alla pompa, che tutto l'onere delle sanzioni poste alla Russia non gravasse sugli automobilisti, sul consumatore finale. Quindi adesso si sta modulando questo intervento, perché è diventato insostenibile l'intervento, proprio per quei meccanismi che ti dicevo prima. Non è che è insostenibile di per sé stesso, perché basterebbe adottare un'altra politica fiscale ed avere entrate che non siano sempre dai soliti canali. Che poi la sinistra strilla sulla progressività delle imposte, invece l'incremento delle accise viene fatto proprio indiscriminatamente, sia che tu abbia una Ferrari, paghi la stessa quota sulla benzina che tu abbia una Panda, quindi anche in questo contesto. Ma analogo ragionamento, quello che avviene adesso con questo allineamento, avviene come anche con le bollette, con gli oneri di sistema delle bollette. Si maschera un aumento di imposta, un aumento di contributo, con una motivazione così un po' astrusa, incomprensibile, come gli oneri di sistema, per andare a finanziare poi che cosa? Le pale eoliche, che abbiamo visto non sono economicamente, per dirla in maniera elegante, non sono economicamente tanto vantaggiose, per andare a finanziare l'economia green. Per cui gli utenti finali, che sono poi cittadini consumatori, che siano automobilisti o chi usa il gas per farsi da mangiare o per scaldarsi, o la corrente elettrica per illuminare le case, sono quelli che finanziano poi l'economia green, queste follie che costano un mucchio di risorse pubbliche, non avendo
una ricaduta sufficiente, no? Sono le follie della Arturo, politica, perché e purtroppo il tempo vola, c'è altra informazione che riguarda Torino, perché mercoledì verranno da te a dire questa cosa qui. Sentimi bene, spiegagliela però, perché quando arrivano incazzati ti arrangi tu. Qui dicono, parla di Torino, ecco perché approfittiamo, no Arturo? Qui dice che sulle strisce blu le multe saranno più salate per chi non paga la sosta a pagamento, perché dice che la tariffa dell'intera giornata di sosta a pagamento si pagherà sempre e comunque. Io leggo, tu spieghi tecnicamente e politicamente, che mercoledì poi io non me la sento di sentire sempre la gente che si incazza. Qui dice, noterete delle multe più salate per quanto riguarda, Arturo, il mancato pagamento delle strisce blu. Non si tratta di un errore, dice, ma dell'adeguamento che anche la città di Torino ha messo in atto in seguito al nuovo codice della strada approvato dal ministro Salvini. Vabbè, ma il codice della strada è come il Vangelo, poi dipende da come uno lo mette in pratica. Quindi la novità riguarda infatti il fatto che oltre alla multa il cittadino adesso dovrà pagare anche l'intero periodo di sosta. Cioè, nel caso della multa che viene proposta in fotografia, infatti, l'intero importo da pagare sarà di 61,55 euro, suddiviso, Arturo, in 42 euro di sanzione e 19,55 euro per il pagamento della tariffa per l'intero periodo di sosta. Cioè, rimane la possibilità di pagare la multa con il 30% di sconto entro 20 giorni dalla data di emissione della multa. Ecco perché verranno a chiedere chiarimento come funziona, perché anch'io non l'ho capita bene. Qui dice attenzione perché la tariffa dell'intera giornata, Arturo, verrà pagata anche nel caso in cui la multa fosse stata fatta perché è scaduto il periodo che avete già pagato. Infatti non vale più la regola dei 15 minuti concessi. Cosa significa? Facciamo un esempio, dice. Avete parcheggiato in una zona nella quale si paga 1,20 euro all'ora e avete pagato un'ora ma non fate in tempo a tornare all'auto, a questo punto gli scenari sono tre. Arrivate all'auto entro il 10% del tempo, cioè, insomma, vabbè, che avete pagato, che in questo caso è di 6 minuti e non ricevete alcuna sanzione. 2. Arrivate all'auto tra il 10 e il 50% del tempo che avete pagato, che in questo caso è un periodo tra 7 minuti e 30 secondi, 30 minuti, e pagate una multa ridotta di 21 euro più la tariffa dell'intera giornata. Cioè, sono questi dati che sto leggendo che molti non hanno capito, io per primo. Poi terzo, arrivate all'auto oltre il 50% del tempo che avete pagato, dal 31esimo minuto in poi, e pagate la multa intera di 42 euro più la tariffa dell'intera giornata. Cioè, Arturo, verranno da te a chiederti anche la soluzione politica, però questa qui civile, per quanto riguarda il codice della strada, con questi dati, queste percentuali, come facciamo a stabilire qual è il tempo, Arturo? Dai, c'hai 2 minuti e poi chiudiamo, vai. Sì, anche questo è figlio della tecnologia e dell'elettronica, perché io avrei voluto vedere 10 anni fa i vigili o l'apparato burocratico a fare tutti questi conteggi e perdere tempo. Quindi la tecnologia a volte si rivolta contro gli utenti, perché anziché semplificare si complica, perché c'è qualcuno che fa tutti i calcoli, perché io vorrei vedere la gente che eleva la contravvenzione, se il mio orologio è esatto o che ora dobbiamo fare testo, se dobbiamo in qualche modo anche verificare l'orario con l'ora di Greenwich. No, detto questo, è un escamotage sotto mentite spoglie per scoraggiare l'uso dell'automobile a Torino, costringere la gente
che deve recarsi in queste zone a prendere i mezzi pubblici che a Torino non ci sono. Quindi questi ti vogliono impedire la mobilità, o se vuoi la mobilità paghi a caro prezzo il fatto che tu sia contro l'ambiente e vuoi continuare a usare l'automobile. Quindi ti nego il tuo diritto, o se no te lo faccio pagare carissimo il tuo diritto alla mobilità. E questa è l'ideologia di chi a Torino magari non fa nulla contro Scatassuna, però se tu sgarri di 2 minuti la sosta, niente, devi pagare per tutti quanti. Allora, per le soste a Torino abbiamo visto che è stato messo su un apparato per la gestione delle soste, poi loro sono i primi che non rispettano i tempi, perché la notifica di una multa del Comune di Torino non rispetta i 6 mesi, i 90 giorni previsti dal codice della strada, perché loro interpretano che per loro basta depositare alla posta entro i 90 giorni la notifica della multa e loro sono a posto, anche se poi a te arriva dopo 2 anni, se la posta ci impiega 2 anni. Per cui è chiaro che le norme del codice valgono solo per i cittadini, per loro non valgono. Questa è una filosofia, purtroppo però, lo diciamo sempre, i cittadini si sono votati questa classe dirigente che ha questo in testa, che in centro ci devono andare solo chi può usare il monopattino, la bici elettrica, l'auto elettrica, cioè i residenti delle zone blu, no? Quindi quella sinistra al caviale che non vuole che i poveracci della cintura vengano in centro in macchina, che il centro deve essere riservato solo per loro e per i pedoni. Questo è quanto gli si può dire politicamente. Siamo in chiusura, quindi mercoledì poi glielo spieghi però, perché sai, come fa uno a sapere 10%, 40% sui 21 minuti, 12, cioè diventa una cosa, insomma, forse io sto dicendo cose cazzate, però complicano delle cose quando sarebbero semplicissime da spiegare. Vai Arturo, chiudi, va. Un saluto agli ascoltatori, un abbraccio a te Luigi e un ringraziamento alla regia. A sentirci a sabato prossimo. Buona settimana a tutti. Grazie Arturo, molto gentile. Ringrazio anch'io Radio Libertà e la regista, la signorina Sveva, la quale proprio ci sta dando una vera mano perché copre tutto e evita che capitino degli incidenti. Quindi noi siamo l'Associazione Ufficio Rapporti Sociali, ci troviamo come sempre detto a Lone, in via Volvera 3, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì dalle 14 alle 16. Per informazioni telefonate al 328 0715 232. Se invece volete avere altre informazioni dalla radio oppure mandare dei messaggi, potete fare per i messaggi alla Radio Libertà 340 6709 659. Io ringrazio ancora Radio Libertà e dandovi appuntamento a sabato prossimo alle 11 con ulteriori novità e ulteriori, diciamo, funzioni che stiamo adeguando e schiarendo in questi giorni a Lone, poi vi racconteremo il tutto. Grazie a voi studio e ci sentiamo sabato prossimo.